La regione vuole acquisirla, ma l'ente che gestisce si oppone. È crollata l'unica strada esistente per arrivare alla spiaggia di Zingarello, è inaccessibile almeno via terra. I docenti dell'Istituto Superiore Gallo presentano tutti i percorsi formativi ed aprono le porte dei laboratori, tanti gli indirizzi più gettonati nautico e meccanico, alberghiero ed agrario, anche al serale. Calcio eccellenza, l'Acragas perde il derby contro Sciacca e scivola in classifica. Basket, 13ª vittoria consecutiva per la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della Casa Museo di Livatino, contesa tra la Regione che ha annunciato l'acquisto e il proprietario che si oppone e replica, non è in vendita. La Giunta aveva deliberato l'acquisizione al patrimonio pubblico incassando il compiacimento dell'Associazione degli Amici del Magistrato Beato, invece l'ente che la gestisce si oppone ed è un dono del padre che non si può comprare, è una proprietà privata. Il nostro direttore Arturo Cantella. Disaccordi in merito alla vendita alla Regione della casa che fu del magistrato di Rosario Livatino. Casa Livatino non è in vendita, non si può calpestare la volontà del papà del giudice assassinato dalla mafia, lo ha fatto sapere la proprietaria dell'immobile di Canicattì, Giuseppina Profita, tramite l'associazione Casa Giudice Livatino, presieduta da Claudia Vecchio. L'associazione indignata prosegue nell'apprendere dai social che la Regione acquisterà o acquisirà la casa del Beato e non consentirà di trasformarla in un freddo museo ipertecnologico. Come gestori e custodi siamo onorati che la Regione abbia posato lo sguardo su Casa Livatino, volendola inserire nella rete delle case museo, ma ci aspettiamo che contribuisca alla nostra opera. Casa Livatino è già un luogo di preghiera, di meditazione, di cultura aperto e tra la necessità di essere tutelata. Siamo disponibili a dialogare con la Regione che invitiamo a venirci a trovare per conoscere la nostra realtà, ma ci opporremo al trasferimento di proprietà affinché sia rispettata la volontà di chi è stato privato del suo figlio unico. Ricordiamo che la Giunta regionale ha deciso di inserire la casa di Canicattì del giudice Rosario Livatino nella rete delle case museo per valorizzare l'immobile dove il magistrato assassinato dalla mafia nel 1990 fu proclamato beato il 9 maggio dello scorso anno. Ha trascorso la propria vita. Qui è infatti possibile rinvenire e apprezzare importanti testimonianze del vissuto quotidiano di questo integerrimo servitore dello Stato e della fede cristiana che ha sempre connotato il suo agire fino all'estremo sacrificio. Con la delibera della Giunta regionale si è dato mandato al Dipartimento dei Beni Culturali dell'Identità Siciliana di compiere gli atti necessari al Dipartimento regionale tecnico di determinare il valore dell'immobile per l'acquisto. L'iniziativa riceve invece il plauso dell'Associazione Amici del Giudice Livatino Ollus, che si dice disponibile a collaborare per future attività in ricordo del magistrato ucciso dalla mafia nel 1990. Intanto arriva la precisazione dell'assessore regionale beni culturali e identità siciliana Alberto Samonà. La regione non ha acquistato la casa Livatino ma ha avviato solo le procedure per acquisirla al patrimonio regionale, procedure che prevedono diverse fasi. È chiaro che in prima battuta cercheremo un'intesa con i proprietari per verificare la possibilità, che auspico, di compiere un percorso insieme. Non mi meraviglia questa reazione perché ricordo, continua l'assessore Samonà, che gli stessi, quando la regione siciliana dichiarò la casa di interesse storico e culturale, hanno fatto ricorso al TAR e poi al CGA, cercando di impedirlo. I ricorsi, continua l'assessore, sono stati respinti dal febbraio del 2021 dopo il pronunciamento del CGA. Non è stato riconosciuto in modo definitivo l'interesse storico-culturale e questo è un bene perché un luogo così importante come la casa in cui Livatino visse fino a quando venne assassinato dalla mafia appartiene a tutti i siciliani. Schiaffi e pugni all'indirizzo della moglie dopo l'ennesima lite in casa. Una donna di 43 anni è finita all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento con una prognosi di 10 giorni e diversi traumi, per fortuna non gravi, sul corpo. È accaduto nella frazione di Giardina Gallotti. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali il marito, un 47enne agrigentino. Il fatto è avvenuto all'interno delle mura domestiche. All'ennesima lite l'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito con alcuni schiaffi la moglie anche davanti ai figli. Sono stati i vicini di casa ad allertare le forze dell'ordine
con i carabinieri che nel giro di pochi minuti si sono portati sul posto. L'associazione ambientalista Mariamico, coordinata da Claudio Lombardo, segnala che a sud-est di Agrigento, in località Zingarello, è crollata l'unica strada che conduce alla spiaggia. Vediamo. Il dissesto idrogeologico e l'erosione costiera hanno fatto una nuova vittima ad Agrigento. Infatti è crollata l'unica strada di accesso alla spiaggetta di Zingarello. Questo porterà dei danni dal punto di vista della fruizione la prossima estate, ma fa riflettere il fatto che negli scorsi anni sono state perse ben 1 milione di euro di finanziamento da parte della Regione destinati a Zingarello, poiché dirottati per la cattedrale di Agrigento e tra l'altro non sono stati neanche spesi. È da più di un anno che noi insistiamo con il Comune di Agrigento per cercare di fornire progetti di massima al commissario unico per l'emergenza idrogeologica che li attende per cercare di porre freno a questo fenomeno erosivo che sta colpendo le spiagge agrigentine. Il tema dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Agrigento e in generale nella parte occidentale della Sicilia risulta di particolare attualità, specie con riferimento al progetto di realizzazione di un impianto di biogas derivante dal trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata FORD, da realizzarsi nel comune di Montallegro, avanzato da una società agrigentina. Come è noto, sul provvedimento di via valutazione impatto ambientale rilasciato dall'assessorato regionale territorio e ambiente pende un ricorso al TAR Sicilia Palermo proposto dall'associazione Proloco Montallegro. Nel luglio scorso il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva concesso la misura cautelare della fissazione a breve dell'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso, dapprima prevista per dicembre, poi rinviata al prossimo 10 marzo 2022. Assessorato al territorio e ambiente della regione siciliana, il 4 gennaio scorso ha espresso parere negativo relativamente all'impianto per il trattamento meccanico dei rifiuti che avrebbe dovuto essere funzionale allo smaltimento della vasca. Con una nota inviata al presidente della Proloco Giuseppe Scalì e dal segretario Luciano Zambito, anche la Proloco ha chiesto formalmente a Giussi Savarino, presidente della 4ª Commissione Territorio e Ambiente dell'ARS, un'audizione in merito all'impianto di biogas. L'Istituto Superiore Gallo di Agrigento ha aperto le porte a studenti e genitori che hanno visitato l'istituto e anche a TVA, un open day in cui è stato possibile visitare l'istituto e conoscere tutti i percorsi dell'offerta educativa e formativa. I docenti ci hanno accompagnati in aule e laboratori per farci conoscere tutti gli indirizzi previsti. Vi mostriamo questa giornata in un ampio servizio. L'Istituto Gallo di Agrigento apre le sue porte per un Open Day. Quali sono i percorsi a cui i nuovi potenziali alunni possono scegliere di iscriversi? Noi siamo una scuola che ha diversi indirizzi, sia l'indirizzo professionale, alberghiero, cucina, sala e quant'altro, ma ha fondamentalmente 3 indirizzi tecnici che sono quelli che danno la possibilità ai ragazzi usciti da questa scuola per entrare nel mondo del lavoro in maniera diretta senza grandi problemi. Cioè, basta 18 mesi di praticantato, riescono a fare la libera professione e il titolo abilitante. Quali sono questi indirizzi tecnici? Sono il CAT, che è Costruzione Ambiente e Territorio, l'ex Geometra, poi abbiamo il perito agrario, che è agroambiente e agroalimentare, e poi abbiamo il meccanica, meccatronica ed energia. I tre indirizzi sono ovviamente corroborati anche da che cosa? Dal fatto che noi abbiamo, fortunatamente da un paio d'anni, anche il serale di agraria in particolare, dove abbiamo il terzo anno e il quinto anno, ragazzi che hanno già fatto il terzo anno, hanno poi fatto l'integrazione, quest'anno faranno gli esami di quinto anno. Ma non c'è solo il serale di agraria, c'è anche il serale per quanto riguarda l'alberghiero. Quindi abbiamo questi 2 indirizzi fondamentali per chi non è riuscito durante il corso della sua vita ad ottenere un diploma, a venire qua a scuola e recuperare questo diploma. Noi in questa scuola, tutti e tre gli indirizzi, più ovviamente il nautico, che è un altro indirizzo importante che noi abbiamo nella scuola, non c'è solo a Sciacca, gli danno la possibilità di iscriversi in qualunque facoltà, di qualunque genere, di qualunque natura, sia tecnica, sia scientifica, sia letteraria o altro. Io potrei citare casi di nostri alunni che sono medici, casi di nostri alunni che sono
geologi o di nostri alunni che sono insegnanti di italiano. Ovviamente non tutti, ma la stragrande maggioranza fanno le scuole tecniche, quindi l'università non è preclusa a nessuno. C'è di più. Noi abbiamo l'opportunità di formare i ragazzi e dare a tutti i ragazzi che scrivono in primo e in secondo anno e poi anche nel triennio i libri in comodato d'uso, e oltre a questo ovviamente diamo la possibilità ai ragazzi di avere un tablet o un computer se ne hanno bisogno per poter studiare e per poter interagire. Da quest'anno la grande novità del Niccolò Gallo è proprio quella di attivare dei corsi serali per adulti, oltre all'offerta formativa del diurno. Questi corsi sono attivati attraverso 2 indirizzi importanti. L'uno è l'enogastronomico, quindi l'indirizzo alberghiero professionale, l'altro è l'istituto tecnico agrario. L'istituto professionale alberghiero a sua volta si articola in altri 2 indirizzi che sarebbero cucina e sala. Una cosa importante da specificare è che il sistema di istruzione per gli adulti, cioè il serale, consente dal 2015 una grande novità, quella della personalizzazione dei percorsi, che nel caso appunto di un'utenza fatta da adulti lavoratori è una cosa fondamentale, dando la possibilità di andare a valorizzare che cosa? Le competenze acquisite già dall'adulto anche in contesti non solo formali, cioè scolastici, per frequentazione di istituti pregressi, ma anche quelle acquisite nel mondo del lavoro. Questa cosa poi alla fine, appunto, come dicevo prima, si traduce in una valorizzazione e una personalizzazione del percorso, il che significa poter anche andare a completare il proprio percorso di studi in dei tempi minori rispetto a quelli previsti. Qual è il percorso che i ragazzi si trovano ad intraprendere iscrivendosi in questo istituto scolastico? I ragazzi intraprendono 3 percorsi, quello di ricevimento, quello di sala e vendita e di cucina, enogastronomia cucina. Questo è uno dei laboratori, uno dei 2 laboratori che noi abbiamo nel nostro istituto, dove facciamo in modo di simulare quella che è l'attività lavorativa a tutti gli effetti per quello che concerne una sala ristorante. Questi sono la nostra attrezzatura, e dove i ragazzi nel biennio soprattutto faranno in modo di intraprendere tutte e 3 le discipline per far sì che loro poi abbiano i concetti chiave che gli permetteranno poi di scegliere una delle 3 discipline. I ragazzi alla fine del percorso avranno la possibilità di intraprendere la vita lavorativa. Già sin dal primo anno i ragazzi facendo 4 ore di cucina, naturalmente fanno anche sala e accoglienza, vengono accompagnati in questo lungo percorso. Naturalmente si inizia sempre dalle basi, per cui al primo anno, primo e secondo anno che è il primo biennio, e vengono preparate tutte le preparazioni relative alle basi, sia di cucina che di pasticceria. Al terzo anno, quando scelgono naturalmente per la loro specializzazione, scegliendo cucina, si fanno circa 8 ore di pratica. Quindi vengono trattate dei menù completi dall'antipasto al dessert settimanalmente, oltre che praticamente naturalmente vengono attenzionate un po' sia la regione da cui provengono, le varie attenzioni che sono necessarie per far sì che hanno una piena conoscenza degli alimenti e dei prodotti del territorio stesso. Quarto anno ancora abbiamo 5 ore di cucina in pratica, più 1 ora invece la dedichiamo alla teoria, e vengono trattate menù in orizzontale tenendo conto di varie tematiche come antipasti freddi, antipasti caldi, minestre brodose, primi piatti, e tra i primi piatti una volta tipologia di risotti, a volte tipologia per esempio di paste fresche ripiene e così via fino alle preparazioni dolciarie. Quinto anno in particolare viene invece attenzionata l'aspetto del territorio, quindi la valorizzazione dei prodotti del territorio, la valorizzazione di prodotti di qualità certificata. Siamo in uno dei laboratori, potremmo definire questo uno dei più innovativi, particolari. Siamo in uno dei laboratori di scienze del Brunelleschi, dei 3 indirizzi del tecnologico, in particolar modo nel laboratorio di agraria. Qua abbiamo realizzato completamente in house questo impianto di coltivazione fuori suolo, quindi senza terreno, con l'idea e il contributo degli alunni del serale e del diurno. Quindi è stato realizzato questo impianto che ci consente di coltivare senza terreno lattughe, fragole e altri tipi di piante, utilizzando, questa è la parte più bella
di questo laboratorio materiali recuperati quindi da altre situazioni, quindi riciclando materiali che diversamente dovevano essere buttati. Quindi ci è stata anche data nuova vita a questo prodotto ed è stata realizzata un impianto che è quello che diciamo, oggi il governo sta finanziando con i fondi del PNRR, cioè le colture fuorisolo, le colture a basso impatto ambientale, le colture sostenibili. Ed ecco, qua in questa scuola, in questi laboratori si fa agricoltura 4.0. Siamo all'interno del laboratorio di costruzioni. Che cosa fanno qui i ragazzi? Qui i ragazzi vengono per vedere praticamente come vengono sottoposti i materiali che vengono utilizzati per la realizzazione, per esempio, di un pilastro o di una trave. I materiali vengono sottoposti, tipo l'acciaio viene sottoposto a trazione, essendo molto resistente a trazione, mentre il calcestruzzo, avendo un'ottima resistenza a compressione, viene sottoposto a compressione. Esce fuori il calcestruzzo armato. Uno dei percorsi attivi è l'Istituto Nautico. Perché consigliamo il nautico? Da pochi anni qui di Agrigento, quindi la provincia di Agrigento, la costa sud della Sicilia, è stata accorpata all'autorità di sistema del mare occidentale, sud-occidentale della Sicilia, che ha sede a Palermo, la quale autorità sta stanziando ingenti soldi, ingenti finanziamenti per il recupero e l'efficienza del porto di Porto Empedocle e Licata. E qui a Agrigento noi professionisti del settore ci troviamo in difficoltà in quanto non abbiamo tecnici, quindi anche noi come piloti, ormeggiatori, spedizionieri abbiamo pressato la scuola Istituto Gallo affinché possa sfornare dei professionisti del futuro per quanto riguarda i trasporti e logistica, specialmente nel settore marittimo, e onestamente sto vedendo una buona risposta dalla parte della dirigente scolastica, da parte di tutto l'istituto in se stesso, con professori. Adesso qui abbiamo tutti i materiali tecnici in maniera tale che i ragazzi possano sviluppare competenze che poi subito possono immettersi nel mondo del lavoro che come possiamo dire, sta aspettando loro in questo momento. Il portiere moderno, che si muove maggiormente fuori dai pali rispetto al passato, partecipa maggiormente alle azioni della propria squadra ed è davvero l'11° uomo che può fare la differenza. A mostrarlo sarebbero i dati secondo l'Istituto Superiore Odierna di Palma di Montechiaro in Sicilia, che ha vinto la Soccer Date Cup, la sfida che ha visto gli studenti di 8 istituti italiani e 2 emiratini confrontarsi per scoprire se i luoghi comuni legati al mondo del calcio siano veri o falsi. L'iniziativa è stata organizzata dal padiglione Italia di Expo 2020 Dubai in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'Università di Pisa. Dopo 3 giorni di lavoro in cui i partecipanti hanno combinato tecniche fondamentali di analisi dei dati e intelligenza artificiale con lo sport, gli studenti hanno presentato i loro progetti a una giuria chiamata a scegliere la squadra migliore. Al primo posto è stato scelto il lavoro dell'Istituto Siciliano Odierna, guidato dal dirigente Annalia Todaro. Ad annunciare il vincitore in una cerimonia allo Spazio Accademia del Padiglione Italia è stato il commissario generale per l'Italia dell'Expo, Paolo Glisenti. Continua il corso di avviamento della professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di formare i giovani architetti. L'8ª lezione su temi fiscali e previdenziali. Vediamo. Continua il corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti agrigentini gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. L'8ª lezione si è tenuta su temi fiscali e previdenziali, si è svolta in modalità online con l'obiettivo di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ed è stata tenuta dal delegato in Arcassa Giuseppe Grimaldi e dal commercialista Salvatore Crapanzano. Dopo le relazioni dei 2 esperti si è tenuto anche un question time nel corso del quale è intervenuto il presidente nazionale
di Inarcassa Giuseppe Santoro, che ha risposto anche alle domande poste dai partecipanti. Proseguono gli incontri formativi con i giovani colleghi. Quello di oggi è un incontro che ci parlerà di previdenza e di assistenza, insomma, in poche parole del nostro welfare. È un incontro che sarà arricchito dalla presenza del Presidente nazionale Giuseppe Santoro, che sarà presente per svolgere un question time. I colleghi partecipanti avranno la possibilità di chiedere appunto informazioni, dubbi, perplessità sulla gestione della cassa proprio alla massima autorità, alla massima carica nazionale, il Presidente Santoro. Sarà presente anche il dottore Crapanzano, che ci parlerà della gestione separata INPS per gli architetti non liberi professionisti, mentre per quanto riguarda Inarcassa farò un intervento appunto finalizzato a far capire come viene gestita la cassa a livello nazionale con i regolamenti che sono approvati dal Consiglio nazionale dei delegati, del quale faccio parte. Può la gestione previdenziale e quindi il rapporto del libero professionista architetto con Inarcassa rappresentare un'occasione per una efficace pianificazione fiscale e quindi un conseguenziale risparmio in termini di imposte versate? Un'efficace pianificazione fiscale passa sempre attraverso un'adeguata gestione del costo previdenziale, quindi ad una ottimizzazione del rapporto con Inarcassa. In altre parole, l'architetto può, attraverso una adeguata gestione dei contributi versati a Inarcassa, risparmiare imposte da versare ogni anno e nello stesso tempo aumentare il proprio il proprio premio pensionistico, che si avrà una volta raggiunti i requisiti, e avere un'alternativa efficace come eventuale strumento di investimento per la liquidità del periodo. Green Pass per entrare nei tabacchi, sconcerto e rabbia tra i gestori delle rivendite, impossibile controllare tutti i clienti, la burocrazia sta prendendo il sopravvento sulle norme di prevenzione. Vediamo. Per noi sarà molto difficile comunque poter gestire questo tipo di situazione, il dover chiedere al cliente prima di entrare. Facciamo presente che comunque la maggior parte delle tabaccherie è a conduzione familiare, un dipendente, quindi diventa complicato gestire questo flusso di lavoro, considerando che dovremmo uscire fuori, farli entrare dentro e per noi sarà un vero disagio, anche perché non riusciamo a capire, anche come federazione, come in generale, come tutti poi i colleghi ci domandiamo, com'è possibile che in piena pandemia siamo stati ritenuti essenziali e adesso diventiamo quasi noi dovremmo cercare al cliente, diventa veramente per noi molto difficile questo tipo di situazione, quindi si creerebbe soltanto del disagio per il cliente, anche perché noi diamo dei servizi, non solo tabacco e fumo, noi diamo dei servizi, quindi anche il cliente creeremo dell'assembramento fuori. Come lo gestiamo? Non si può concedere ciò che già il cittadino ha. Questa titolarità di diritti insopprimibili non richiede un ulteriore intervento. Non possono essere compressi, non possono essere allargati nella misura in cui nessun diritto si pone come diritto tiranno e quella che è una esigenza insita nella Carta fondamentale, nella Carta costituzionale di equilibrio, non è, come posso dire, non può soggiacere alla discrezionalità, se vuole, neppure alla saggezza di chi ci governa a tutti i livelli. Non sto evadendo la domanda sul sindaco, perché francamente le iniziative del sindaco non mi interessano e oggi non sono più commentabili. Chi non è vaccinato
non può attraversare lo stretto e appare come concessione. Nel non commentabile di prima era perché era un'iniziativa intesa ad una moratoria, quando invece si doveva affermare una esigenza di continuità. Quando fondamentalmente si vanno restringendo questi spazi di libertà, ma tutti dobbiamo temere, perché oggi vi è la prova sulle questioni che sono legate al Green Pass, domani possibilmente questa permeabilità ci può fare soggiacere ad altre insostenibili prove. Non può andare bene. Io penso che manca ciò che occorre in politica, e in politica occorre sapienza e profezia. Tutto il resto, tutto ciò che si vuole accreditare come governo di emergenze sanitarie o come governo di esigenze democratiche, tutto ciò che si ascrive ad una amministrazione senza missione e senza visione è francamente intollerabile. Militari della Guardia di Finanza di Agrigento, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale, hanno effettuato ieri mattina un blitz nel quartiere balneare di San Leone contro il fenomeno della contraffazione. Come ogni weekend, soprattutto sul lungomare Falcone e Borsellino appaiono bancarelle e punti vendita abusivi, gestiti in modo particolare da senegalesi. Occhiali, scarpe, vestiti contraffatti sono venduti alla luce del sole. Nella giornata di ieri diversi controlli eseguiti con le solite scene di un generale fuggi di persone. Al termine dell'operazione è stato sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta, al vaglio la posizione di alcuni venditori ambulanti. A Piano Battaglia una cinquantenne di Canicattì è stata travolta da uno slittino mentre passeggiava sul pianoro. La donna è caduta all'indietro e ha sbattuto la testa sulla neve ghiacciata, riportando un trauma cranico. Immediato l'intervento delle squadre del soccorso alpino in servizio in virtù della convenzione con la protezione civile della città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fini di settimana durante il periodo di innevamento. I tecnici l'hanno caricata su una barella e trasportata fino alla guardia medica, che ne ha disposto il trasferimento all'ospedale di Petralia Sottana con un'ambulanza del 118. Commistione ambigua tra religione e criminalità organizzata, chiamati in causa i Don Abbondio. La procura invoca alleanza con la Chiesa. I dettagli nel servizio. Fare il sacerdote in Campania, come in Calabria, come in Sicilia, è diverso che farlo a Bolzano, ad Aosta o a Prato. Bisogna avere fegato. Chi non lo ha si faccia da parte o venga mandato via. A parlare non una persona qualunque, ma il procuratore generale della Corte di Appello di Napoli, Luigi Riello, pochi giorni or sono, aggiungendo, come riportano le cronache nazionali: basta i Don Abbondio, via dalle chiese le offerte che grondano sangue. Il tutto la scorsa settimana alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sua Napoli. Un duro appello alla Chiesa, chiedendo a tutti i parroci della diocesi napoletana di seguire l'esempio nel rifiutare ogni ambiguità tra camorra e religione, dato da Domenico Battaglia, 58enne di origine calabrese, dal dicembre del 2020 arcivescovo metropolita di Napoli. I mafiosi, i camorristi, gli 'ndranghetisti sono religiosi, sono persone che vanno in chiesa, che si avvicinano ai sacramenti, che fanno offerte come i 3 quadri donati da Lorenzo Nuvoletta alla chiesa di Marano e fatti rimuovere dall'arcivescovo Battaglia. Un tema caldo quello della commistione ambigua tra religione e criminalità organizzata, proseguendo Riello. Bisogna creare un cordone culturale attorno alla camorra e quindi attorno alle mafie, aggiungiamo noi, continuando Riello. Anche i parroci devono essere uomini di fegato, perché se mettiamo i Don Abbondio nelle parrocchie continueremo a vedere lo sconcio di mani grondanti di sangue che danno offerte che alcuni accettano. Se la Chiesa non consente di avvicinarsi ai sacramenti ai divorziati, perché lo consente ai camorristi e ai mafiosi che hanno
in una mano il rosario e nell'altra la pistola. E allora recidere questi fili, cacciare a calci queste persone è un fatto molto dirompente. Nella religiosità di facciata in terra di criminalità organizzata, continua ad esempio il settimanale Famiglia Cristiana, le organizzazioni criminali cercano e a volte trovano il consenso. La Chiesa può essere e spesso è un importante alleato nel contrasto. Sono passati tanti anni, tantissima strada è stata percorsa, ma la guardia, fa intendere Riello, non può essere abbassata. Vanno tagliati i ponti a quella che percepisce è stata indicata tante volte da Papa Francesco come un'insanabile contraddizione. Quando parliamo di tagliare i fili culturali, ha spiegato con la camorra, penso soprattutto alla Chiesa. Questa gente deve uscire dalle chiese, non si può entrare in un luogo di culto con in una mano una pistola e nell'altra il rosario. E il procuratore Riello conclude: va tolta autorevolezza a queste persone. Fare il sacerdote in Campania, come in Calabria, come in Sicilia, è diverso che farlo a Bolzano, ad Aosta o a Prato. Bisogna avere fegato. Chi non lo ha si faccia da parte o venga mandato via. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Calcio eccellenza, l'Akragas perde il derby contro lo Sciacca, una sconfitta che costa caro ai biancazzurri, scivolati al terzo posto a 6 lunghezze dal Canicattì vincente a Marsala. Carmelo Lentini. Inizia con una sconfitta il girone di ritorno del campionato d'eccellenza per l'Akragas di Giuseppe Anastasi. Nervosa e inconcludente contro un avversario psicologicamente più carico e motivato, la compagine biancazzurra subisce il gol vittoria ad opera di un imperioso colpo di testa dell'ex attaccante Peppe Sant'Angelo. Certamente ha influito l'assenza degli ultimi arrivati per svariati motivi, ma la sconfitta ha delle conseguenze in classifica generale e pone adesso la compagine dei Templi in terza posizione alle spalle del Don Carlo Misilmeri. Questa prima di ritorno è stata una giornata all'insegna dei colori biancorossi del Canicattì, che con una manita passa inesorabilmente a Marsala grazie alle reti di Raimondi, Garufo, doppietta di Iraggi ed una autorete di un difensore lilibetano. Per il Marsala aveva accorciato le distanze Rosella. Perde il Casteltermini ad opera di un Castellammare Sornione che segna 3 reti con Pizzo, Maltese e Terranova, che ha poi gestito la gara sino alla fine. È finita in parità la teso match tra Mazzara e Misilmeri, con la compagine marinara in vantaggio grazie ad una rete di Punzi, poi il pari di Giuseppe, ma c'è da sottolineare anche il fatto che al 90° proprio il Don Carlo Misilmeri ha sprecato un calcio di rigore che avrebbe permesso di vincere la partita. Va male anche alla Nissa che sul proprio campo, nel vecchio Palmintelli, subisce una sonora sconfitta interna ad opera di uno spavaldo Parmonfal che passa grazie alle reti di La Mattina e Carioto. Infine la sconfitta interna dell'Oratorio Marineo che subisce il gol vittoria di Ancileri e rilancia la Mazzarese. Pro Favara Enna rinviata a data a destinarsi, mentre mercoledì prossimo si recupera Monreale Cus Palermo. Ma vediamo quali sono stati in generale i risultati di questo primo turno di ritorno. Casteltermini Castellammare 0-3, Marsala Canicattì 1-5, Mazzara Misilmeri 1-1, Nissa Parmonfal 0-2, Marineo Mazzarese 0-1, Sciacca Akragas 1-0, Monreale Cus Palermo rinviata a mercoledì 26 gennaio, mentre il Favara Enna è stata rinviata a data da destinarsi. Canicattì solo in vetta con 5 punti di vantaggio sul Don Carlo Misilmeri in seconda posizione e ben 6 sull'Akragas che scende così in terza posizione. Ma vediamo un po' la classifica. Canicattì ha 36 punti, Don Carlo Misilmeri 31, l'Akragas 30, Nissa 28, Castellammare e Marineo 26 insieme alla Mazzarese, Pro Favara e Enna 24, Mazzara 23, Sciacca 22, Parmonfal 17, Casteltermini 12, Monreale 9, Marsala 6 e Cus Palermo 5.
Queste sono invece le partite della seconda giornata di ritorno. Cus Palermo, Casteltermini, Parma Valle Oratorio Marineo si giocheranno in anticipo del sabato, poi ci sarà Acragas Nissa, Canicattì Mazzara, Castellammare Pro Favara, Don Carlo Misilmeri Monreale, Enna Unitas Sciacca e Mazzarese Marsala. Oggi la vostra squadra che tra l'altro tornava in campo con parecchi nuovi volti sul terreno di gioco. Allora, distinguiamo le due cose. Secondo me innanzitutto lo Sciacca ha vinto una partita meritatamente, quindi deve dare atto che è una squadra che ha vinto meritatamente, ripeto, perché si sono affrontate due squadre a viso aperto, due squadre che hanno lottato, ma dove non c'è stato, tra virgolette, parate importanti da parte di tutti e due i portieri. Abbiamo avuto un'occasione noi dove il portiere loro è stato bravo, hanno fatto un'occasione loro, hanno fatto gol, però questo si deve dare atto che lo Sciacca ha vinto, quindi non ci possiamo nascondere dietro un dito. Per quanto riguarda i nuovi rinforzi, forse in campo non se ne è accorto, ma ce n'era soltanto uno. Quindi in questo momento, anche se quelli che hanno giocato, io ho molta fiducia. Purtroppo per un motivo o per un altro in questo momento le cose non stanno andando nel verso giusto, ne prendiamo atto e sappiamo che dobbiamo lavorare più di prima. Il giudizio sullo Sciacca ce lo può dare? Lei aveva visto una buona squadra in occasione della partita di andata, l'aveva pure detto pubblicamente. Uno Sciacca che è cambiato pochissimo rispetto a quello. Ma guarda, lo Sciacca, l'ho detto sin dall'inizio, secondo me a me ha fatto una buona impressione sin dall'inizio, poi ripeto, i risultati a volte possono venire, possono anche, diciamo così, tra virgolette, nascondersi dietro qualche sconfitta, però la squadra a me è sempre piaciuta sin dall'inizio. Ripeto, questo non significa che oggi l'Agragas ha meritato la sconfitta. Ha meritato la sconfitta perché lo Sciacca ha fatto gol ed è giusto che si godano la vittoria. Un giudizio sul campionato invece, che è ripreso oggi dopo un lungo stop, può condizionare un po' gli equilibri del torneo, questo stop obbligatorio, questa fermata obbligatoria? Ma guarda, io oggi sarebbe troppo facile per me dire di sì perché abbiamo perso la partita. Io penso che è difficile per tutte le squadre che sono rientrate a giocare. Naturalmente già il campionato secondo me era passato dal momento in cui una squadra deve recuperare 5-6 partite. Secondo me già è un campionato che, ahimè, non è un campionato regolare, tra virgolette. Ma questo non deve essere un alibi sulla sconfitta di oggi, attenzione, però se lei mi fa la domanda io vi dico che in questo momento è un campionato secondo me non all'altezza della situazione. Grazie. Guardi, dico una cosa, sulla creazione del gioco, ripeto, oggi c'era una partita diversa da quella che si poteva affrontare. Intanto stiamo parlando che c'è un campo di patate, non è un campo che si può giocare. Sono d'accordo. No, ma questo non deve però essere un alibi, attenzione, perché anche lo Sciacca ha giocato lì, quindi non deve essere un alibi. Però io ripeto, oggi la squadra non ha creato, mi assumo le responsabilità perché il responsabile per ogni cosa è sempre l'allenatore ed è giusto che me le assuma io. Abbiamo creato, quanto ha creato, diciamo, tra virgolette, lo Sciacca, perché se noi ci pensiamo un solo tiro, quindi questo è quello che penso io. Ripeto, però noi siamo una squadra che abbiamo sempre detto che non siamo l'ammazza campionato, almeno questa è la parte mia e lo ripeterò sempre. Siamo partiti in ritardo, ma questo, ripeto, è un campionato difficile che fino all'ultimo ce lo giocheremo per tutti. Come pensa di recuperare questi punti a tempo? No, io non penso, io penso di lavorare, io non penso di recuperare i punti a nessuno, io penso che il lavoro è quello che paga sempre. Io penso che la mia squadra ho avuto sempre fiducia e la avrò sempre. Naturalmente c'è qualcosa da sistemare, questo non è senza ombra di dubbio. Però i 6 punti di distacco non mi fanno paura, non è quello il problema. Naturalmente è un distacco abbastanza cospicuo. Ripeto, ma non siamo nati per ammazzare il campionato e non si può dire neanche questo. Per quanto riguarda se aspettavo qualcosa più dell'Agragas, me l'aspettavo anch'io qualcosa in più da parte della mia squadra, però è anche vero. Ripeto, è anche vero che il campionato è un campionato che è un po' anomalo rispetto a quello che si dovrebbe affrontare. Nel campionato di Serie B di basket ancora una brillante prestazione atletica della Fortitudo Moncada Agrigento. Al Pala Moncada a Porto Empedocle ha conquistato la 13ª vittoria consecutiva vincendo 91-83 contro il Molfetta. Vediamo.
Coach, è successo di tutto in questa partita, si è arrivati all'overtime, una vittoria importantissima, la 13ª di fila, ma è arrivata dopo una battaglia incredibile, forse uno dei match più esaltanti di tutta la stagione. Sì, sicuramente le emozioni non ci sono mancate, anche perché è stata una partita molto altalenante per noi. Abbiamo iniziato in grande difficoltà perché non avevamo ossigeno all'inizio, facevamo fatica a fare quello che di norma facciamo e facciamo meglio, cioè difendere. Eravamo in grande affanno su tante situazioni dove abitualmente riusciamo a mettere più intensità. Siamo dopo due periodi dove abbiamo subito sostanzialmente 50 punti, perché all'intervallo avevamo subito 49 punti, sicuramente se devo dare una lettura alla partita, i 28 subiti nella seconda metà di partita fino ai tempi regolamentari e gli 83 finali sono sicuramente la chiave che ci ha permesso poi di, anche in maniera un po' disordinata, riuscire a riprendere in mano la partita, riuscire a trovare qualche tiro un pochino più adatto. Poi sicuramente la prestazione di Alessandro Grande nel finale ci ha dato i possessi, ha segnato canestri importantissimi nei possessi chiave che ci hanno permesso di agguantare il supplementare e poi fondamentalmente di portarlo a casa. Devo ringraziare i ragazzi perché era la terza partita, immaginavamo che potevamo arrivare un pochino corti di energie, però devo dire che anche cambiarla una partita di questo tipo non era semplice in termini di energia, di facce, di atteggiamento, perché dopo aver passato 2 periodi a rincorrere e trovare difficoltà a fare tante cose difensive che, ripeto, sono il nostro marchio di fabbrica fino ad oggi, non era semplice rientrare in campo nel terzo periodo con l'atteggiamento che abbiamo avuto, con le facce che abbiamo avuto, con la coesione, anche facendo tanti errori, perché magari una squadra che non riesce a segnare contro la loro zona, abbiamo fatto fatica a trovare canestri anche con dei tiri molto puliti, abbiamo rischiato di perdere il ritmo. Invece credo che se qualche cosa deve essere sottolineato oggi deve essere il carattere, l'atteggiamento nello stare lì, nello stare sul pezzo, anche con poche energie essere andati con Albano a prendere dei canestri importanti vicino al ferro, ad attaccarli e prendere i falli importanti nei momenti conclusivi della partita e poi a fare dei canestri che sì, sono stati difficili, ma sicuramente sono nelle corde di giocatori di talento come abbiamo noi. Una vittoria importante come quella di oggi, la terza consecutiva in una settimana, le prime 3 del 2022, 13 vittorie consecutive. Con che spirito si arriva alla Coppa Italia? Quanto è importante anche questa vittoria di oggi per affrontare la Coppa Italia? Ma la Coppa Italia onestamente è una parentesi che lasciamo un pochino lontana dai nostri pensieri, nel senso che noi vogliamo provare a continuare a crescere. Devo essere onesto, dall'inizio dell'anno, quindi in questo trittico di partite non abbiamo brillato per motivi diversi, in situazioni diverse, in condizioni diverse, ma non abbiamo brillato. Sicuramente la partita di Cassino è stata una partita sottotono, la partita di Bisceglie è stata una partita in cui abbiamo recuperato la freschezza fisica e mentale per impattare in difesa, ma non lo abbiamo fatto a sufficienza in attacco. Oggi abbiamo fatto una partita completamente diversa, seppur un po' in debito di ossigeno. Credo che dobbiamo ritrovare noi stessi, quindi prendiamo le partite, la Coppa Italia la lasciamo dove sta e ce ne preoccuperemo quando ci avvicineremo a quell'appuntamento, perché adesso credo che sia necessario per noi guardare con estrema lucidità la prossima settimana, perché giochiamo con Formia, che è una squadra che ha conquistato i primi 2 punti nella gara giocata ieri a Pozzuoli e che non voglio assolutamente che si sottovaluti, quindi dobbiamo riuscire a lavorare bene in settimana, recuperare un po' di energie, riprendere il nostro ritmo e quello che dobbiamo fare per giocare una buona partita con Formia, perché poi abbiamo 3-4 partite molto complicate, tra cui alcune trasferte importanti su cui non dobbiamo arrivare impreparati sicuramente dal punto di vista mentale, per cui stasera ci godiamo questa vittoria, domani rifiatiamo un po' dopo queste 3 partite, ma poi dobbiamo riprendere il nostro cammino pensando a noi stessi e a quello che dobbiamo fare la settimana successiva. Alessandro, avevi 3 falli dopo il secondo parziale di gioco, alla fine hai fatto 38 punti, una delle partite forse più belle di tutto il campionato, all'overtime 91-83, ma che partita è stata? È stata una partita assurda. Sì, sicuramente dai 2 volti da cui dobbiamo prendere sia delle cose buone che degli spunti di riflessione.
Abbiamo mostrato, diciamo, due lati della medaglia, e la prima parte quelli che non vogliamo essere e la seconda parte quelli che vogliamo essere. Nonostante gli errori abbiamo continuato a farli, nonostante ci sono state delle difficoltà, però è stato l'atteggiamento e la compattezza che ha fatto la differenza dopo. E io, quando ho avuto quel terzo fallo, mi sono chiuso un po' in me stesso a recuperare le energie mentali più che fisiche, perché volevo aiutare la squadra, perché non potevamo essere quelli. E ci tengo a dire ai miei compagni e a tutti che quando Albano è stanco, quando Albano ha delle difficoltà, noi dobbiamo aiutare, perché lui ci dà tanto, ci tiene uniti, ci trascina, però dobbiamo essere un gruppo forte, non dei singoli che danno, cioè, ognuno il suo mattoncino, però diciamo con più equilibrio. Ad Agrigento, al Teatro Pirandello, mercoledì e giovedì prossimi 26 e 27 gennaio, mercoledì alle ore 20:30 e giovedì alle 17:30 sarà in scena La bottega del caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido per la regia di Paolo Valerio. I biglietti costano 23 euro, platee primi posti palco, e 18 euro seconda fila palco. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.